Una rete di cittadini che si stringe intorno a chi vuole rubare nelle case. Aumentano le ore di oscurità e si riattiva il controllo del vicinato, già diffuso in alcuni comuni del veneziano. Non sono ronde, non hanno colore politico, ma sono gruppi di persone attente, collegate tra loro per telefono, pronte ad avvisarsi su presenze sospette e a chiamare le forze dell'ordine. Il controllo del vicinato è una prevenzione. Non è che risolviamo il fatto accaduto, noi cerchiamo di prevenirlo. È molto importante fare attenzione a tutto quello che succede nella propria strada, a movimenti strani di persone mai viste prima. Fondamentalmente è questo il controllo del vicinato. Il primo vantaggio è quello di coinvolgere i cittadini a prendere possesso del territorio, non guardare solo all'erba del loro giardino, ma anche a quella del vicino, in collaborazione con le forze dell'ordine e i comuni. È tutta una catena, basilari sono le partecipazioni dei cittadini, perché siamo noi che abitiamo nel territorio e siamo noi quelli che dovrebbero dare vita e animo a questo movimento. Movimento che dal veneziano, solo Aspinea conta su 1000 persone in 6 gruppi, e il padovano si sta allargando a Mestre e Jesolo. A ottobre si terranno riunioni zonali con la popolazione. A Treviso, al controllo del vicinato, sono pronti a organizzarsi i negozianti. I comuni, fa notare la referente regionale, spesso faticano a concedere gratis gli spazi pubblici per affiggere i cartelloni fondamentali che segnalano la presenza del controllo del vicinato. Intanto la rete si fa sempre più capillare per non lasciare spazio a chi vuole delinquere nelle case dei veneti. Perché ci crediamo, perché vogliamo cambiare il sistema. Allora io dico a tutte queste persone: partecipiamo in massa, perché piegando la testa si muore 2 volte ed è vero.